informazioni questa mattina in un deposito di pneumatici a Castelfranco. L'alta colonna di fumo visibile da gran parte della città sembra scongiurato il rischio inquinamento. 2 colpi di pistola sparati nella notte a Jesolo hanno raggiunto un 28enne albanese. Il giovane ha chiesto aiuto ai vicini che hanno dato l'allarme ai carabinieri sulle tracce dei responsabili. Dramma a Mestre, la notte di Capodanno, una bimba di 6 mesi muore a causa di un rigurgito mentre si trova nella carrozzina insieme ai genitori che stavano assistendo alla messa. 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali accaduti tra Capodanno e il 1° gennaio nel Padovano e nel Vicentino, sempre in provincia di Vicenza, 5 feriti in uno scontro tra 2 auto. Furto sacrilego alla Basilica del Santo a Padova, i ladri si sono introdotti nel convento e hanno rubato la busta con le offerte, bottino 1.000 euro. Tassa di sbarco, applaudono gli albergatori veneziani che pure temono un aumento per l'imposta di soggiorno, si infuriano quelli di Jesolo, una tassa che rende più lontane le nostre località, dicono. Grandi ascolti per il messaggio di fine anno del governatore Luca Zaia, andato in onda su Antenna 3 il 31 dicembre. Il 2019, ha detto, sarà l'anno dell'autonomia, il Veneto ne ha bisogno. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e da parte di tutti noi un buon 2019. Prima edizione del nuovo anno che si apre con la cronaca, ad iniziare dal vasto incendio che da questa mattina sta interessando un deposito di pneumatici a Castelfranco. Circa 16 le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro dalle 8 di stamane per spegnere il rogo. E allora ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che sta seguendo per noi l'evolversi della situazione. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno, mi trovo in via Straizza, in quel di Castelfranco Veneto, dove intorno alle 8 di questa mattina è scoppiato un violento incendio all'interno della concessionaria Martinello della zona industriale. Vigili del fuoco in azione per tutta la giornata per questo incendio che per fortuna non ha intaccato il superiore deposito gomme di Pneusmark, ma solo il deposito interrato con alcune automobili. Una notevole colonna di fumo ha subito coperto sostanzialmente tutta la città di Castelfranco, mentre i vigili del fuoco sono entrati in massa sia dalla località, cioè da Castelfranco, ma anche da Asolo e da Treviso, e hanno subito circoscritto le fiamme. Ovviamente l'incendio andrà avanti ancora per molto tempo, in quanto è un interrato e c'è diverso materiale gommoso all'interno, ma comunque l'impatto sull'ambiente, il sindaco ci ha detto, tutto sommato è limitato. Proprio mi sto avvicinando al sindaco per avere le ultime notizie. Signor sindaco, buongiorno, intanto tutte notizie sulla sicurezza per i cittadini, cosa dobbiamo dire? Buongiorno a voi. Sulla sicurezza, ripeto, tenere le finestre chiuse è la prima indicazione che si dà in questi casi, ma vista la temperatura sappiamo insomma non essere in molte case che vengono arieggiate oggi. E attendiamo gli esiti di ARPA, vediamo che tutto sommato l'incendio è contenuto, sta cambiando anche il fumo che è diventato bianco, i vigili del fuoco dicono che è circoscritto, che stanno contenendo l'incendio, ormai praticamente è spento, si tratta un po' delle braci che ancora ci sono e quindi un po' di pazienza, dovrebbe essere risolto tutto. Io non credo vi siano particolari problemi per la cittadinanza, ripeto, abbiamo l'ARPA in loco che sta facendo le analisi, ma insomma non vi dovrebbero essere particolari problemi di salute per i cittadini. Comunque se l'è vista brutta quando è venuto qui questa mattina intorno alle 8? In prossimità di un deposito di pneumatici, fin tanto che non sono intervenuti i vigili del fuoco e ci hanno detto che non era stato intaccato, il pensiero che vi fosse un incendio di pneumatici c'è stato, e questo sarebbe stato sicuramente un disagio molto 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 grande. Grazie al sindaco. Sulle cause ovviamente massimo riservo da parte anche dei carabinieri che sono giunti sul posto, ma anche del nucleo di controllo da parte dei vigili del fuoco. Si propende però per una causa accidentale, del resto la zona era chiusa per le festività nei giorni scorsi, potrebbe esserci un innesco magari da un cortocircuito, ma questo lo si vedrà solo nelle prossime ore. Per il momento linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Lucio Zanato. Ancora cronaca con 2 colpi di pistola che hanno raggiunto un 28enne albanese. Il fatto è accaduto a Jesolo, ce ne parla in diretta Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Jesolo, dove questa notte un cittadino albanese di 25 anni è stato ferito
da 2 colpi di pistola, uno all'addome e uno alla gamba destra. Ferite piuttosto gravi, non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. L'episodio è avvenuto intorno alle 2:30, i carabinieri di San Donà di Piave hanno ricevuto la chiamata di una donna piuttosto allarmata perché qualcuno suonava con insistenza al campanello dei suoi genitori in via Massaua a Jesolo. Questo qualcuno era proprio questo ragazzo ferito che chiedeva aiuto e sanguinava copiosamente da queste 2 lacerazioni. I carabinieri hanno allertato anche il 118 che si è precipitato sul posto e il 25enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni tuttora sono ancora piuttosto gravi. I militari sono in cerca di testimoni per risalire al responsabile di questo crimine. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Tragedia che si è consumata la notte di Capodanno a Marghera, una tragedia che ha colpito un'intera comunità, ed è quella della morte di una bimba di appena 6 mesi a causa di un rigurgito. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Marghera, dove la notte di Capodanno una bambina di 6 mesi di origine nigeriana stava partecipando insieme alla famiglia ad un rito della comunità evangelica in Banchina Molini, quando ad un certo punto i suoi genitori si sono accorti che non si svegliava e non reagiva. A quel punto hanno allertato subito i soccorsi e poco dopo il SUEM 118 è giunto sul posto. Hanno tentato in ogni modo di rianimarla, ma invano. Inutile anche la corsa all'ospedale, la bimba è stata dichiarata morta. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso. Abbiamo atteso e festeggiato il nuovo anno in piazza Marghera nel primo esperimento di festa all'aperto di Capodanno, ha scritto il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, grazie ai promotori e volontari, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ma purtroppo questa festa è stata profondamente turbata dalla tragedia avvenuta in Banchina Molini a Porto Marghera, nella chiesa evangelica nigeriana, con la morte straziante e ancora senza spiegazione di una bimba di 6 mesi. La municipalità, conclude Bettin, tutta la comunità di Marghera si stringono in un abbraccio alla famiglia che ha subito questa perdita immensa. Ora non resta che cercare di capire quali siano state le cause del decesso. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Buon lavoro Ilaria Marchiori. Tanti gli incidenti, diversi gli incidenti stradali che si sono verificati tra Capodanno e il 1° gennaio. A Vicenza nel tardo pomeriggio di ieri un 55enne, mentre stava percorrendo la tangenziale a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro una cuspide del guardrail. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è morto praticamente sul colpo. Altro tragico incidente stradale la sera di San Silvestro a Massanzago nel Padovano, una donna ha perso la vita dopo essere stata investita. Travolta da un'automobile mentre attraversava la strada nel centro di Massanzago. È morta così una pensionata di 68 anni del posto, le cui condizioni sono apparse da subito gravissime ai soccorritori. L'incidente è avvenuto attorno alle 20 del giorno di San Silvestro. La donna, trasportata d'urgenza all'ospedale di Campo San Piero, è espirata poco prima della mezzanotte. L'uomo alla guida dell'auto, un 81enne di Borgoricco, è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri di Campodarsego. Altro incidente stradale nel Vicentino all'alba del 1° gennaio a Crespadoro, per l'esattezza. Impressionanti le immagini, le vedete, delle 2 auto coinvolte in uno scontro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, pesante il bilancio che parla di 5 persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del SUEM. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente di una delle vetture, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo.
E adesso il bilancio del Capodanno in Veneto tra ordinanze anti-botti non sempre rispettate dai cittadini e festeggiamenti. Alla fine non si sono registrati gravi incidenti. In provincia di Treviso 6 le persone che sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di lievi ustioni provocate proprio dallo scoppio dei petardi. E poi nel Milanese un 58enne è rimasto ferito ad una mano, è stato necessario un intervento chirurgico. A Campodarsego, nel Padovano, una 16enne è rimasta ferita durante i festeggiamenti di Capodanno. È un incidente dalla dinamica singolare, quello nel quale è rimasta ferita una 16enne durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno a Campodarsego. La giovane, che si trovava ad una festa privata, è stata colpita in piena fronte da un sasso scagliatole addosso dall'esplosione di un petardo. Il personale del 118 ha accompagnato la ferita al pronto soccorso di Campo San Piero, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 8 giorni. E sempre la notte di Capodanno un uomo ha aggredito un medico al pronto soccorso di Treviso, un 30enne ucraino è stato denunciato dalla polizia. Notata di follia per un 30enne ucraino nella notte di Capodanno. L'uomo aveva iniziato a dare segni di squilibrio nella discoteca Casa di Caccia. Una volta dentro il locale ha cominciato a insultare il personale e poi tutti quelli che si trovava di fronte, fino ad arrivare a lanciare piatte e bicchieri. Nel locale si è creato il panico, così i dipendenti hanno immediatamente chiamato i carabinieri, che hanno raggiunto il posto in pochi minuti assieme al personale del 118. Il 30enne è stato portato al pronto soccorso del Cafoncello, ma la follia non si è fermata. L'uomo ha aggredito un medico dell'ospedale che voleva visitarlo. A questo punto, vista la reazione, sono intervenuti 2 agenti di polizia che lo hanno prima calmato e poi portato in questura, dove è stato denunciato. Ladri sempre più scatenati questa volta hanno preso di mira, pensate, la Basilica del Santo, dove hanno rubato la busta con le offerte. Rubate le offerte del santo, conservate nella stanza di uno dei frati della basilica. Il furto è avvenuto in pieno giorno, il bottino è di 1.000 euro. Il ladro è riuscito a entrare nel convento del santo e a intrufolarsi nella stanza di un frate che aveva nascosto una busta con le offerte nel cassetto di un armadio. Alla polizia i frati hanno raccontato di aver visto un giovane estraneo nella zona tra il convento e la basilica e di averlo allontanato poco dopo la scoperta del furto, sul quale indaga la questura. Ora saranno analizzate le immagini delle molte telecamere che vigilano sulla basilica, ma non sarà un compito facile per il gran numero di persone che frequentano in questi giorni di festa il santo. Ex affiliato della Mala del Brenta, da tempo latitante, è stato rintracciato e arrestato a Zagabria. Si tratta di Claudio Deste, 72 anni, deve scontare una pena detentiva complessiva di oltre 10 anni. Ex affiliato alla Mala del Brenta, da tempo latitante, è stato rintracciato e arrestato a Zagabria dalla polizia croata su indicazione della squadra mobile di Venezia e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Si tratta di Claudio Deste, 72 anni, deve scontare una pena detentiva di 10 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti. L'arresto su mandato europeo emesso dalla Procura Antimafia di Trieste. Deste è stato rintracciato con i familiari mentre usciva dalla sua abitazione nella capitale croata. Gli agenti lo hanno fermato e condotto in auto per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Claudio Deste è stato legato alla banda di Felice Maniero, in particolare al clan dei Mestrini, gestendo il traffico di droga acquistata all'estero e distribuendola in Veneto. Arrestato per la prima volta nel 1976 per detenzione e porto abusivo di armi, durante la detenzione ha accumulato numerose condanne emesse dai tribunali di Venezia e Trieste per complessivi 17 anni e 10 mesi, divenute definitive nel 2000. Ma scarcerato da Padova nel 99 con l'indulto, ha cominciato la sua latitanza, rendendosi così irreperibile e sottraendosi all'esecuzione delle condanne. La politica adesso, il 2019 sarà l'anno dell'autonomia, l'unica vera strada per far uscire il Veneto dalla crisi. Lo ha detto nel suo messaggio di fine anno il governatore del Veneto Luca Zaia, messaggio andato in onda la sera del 31 dicembre sulla nostra emittente con un importante successo di ascolti. Nel 2018, ed è giusto che io vi porti come bilancio, no? Devo dire che i compiti per casa li abbiamo fatti, abbiamo lavorato.
Abbiamo lavorato sodo in tutto questo anno, abbiamo trovato un ministro dal 2 di giugno di quest'anno, del 2018, che ci ha dato più ascolto, che ci ha seguito, il ministro Stefani, che è il ministro per appunto, io dico il ministro dell'autonomia, gli affari regionali, comunque l'autonomia, e da lì abbiamo portato avanti tutto quello che è il nostro progetto. Le carte sono pronte. Il progetto del Veneto, ovvero il contratto che dovrà firmare il Veneto con il governo italiano, è un contratto che è scritto dal 2 ottobre del 2018 e sopra la scrivania del Presidente del Consiglio. Noi siamo pronti per chiedere un progetto di autonomia serio, in linea con la Costituzione, perché noi veneti amiamo rispettare le leggi delle 23 materie, tutte le 23 materie. Abbiamo fatto un referendum per le 23 materie e chiediamo al governo le 23 materie. Quando abbiamo l'autonomia inizierà un percorso virtuoso, inizieranno a restare le nostre tasse sul territorio, inizieremo a pensare che quei 150 miliardi, pensate, di euro all'anno di PIL, che gettano più o meno 19 miliardi di tasse che lasciamo a Roma ogni anno, queste tasse pian piano se ne torneranno nei territori. Io non ho altre soluzioni per questo Veneto, penso che l'autonomia sia la madre di tutte le battaglie. Ho scelto di non fare il ministro, di venire in Veneto per l'autonomia, oggi abbiamo in mano il processo dell'autonomia e l'autonomia la dobbiamo realizzare, questo è poco ma sicuro. Naturalmente tanti punti toccati nel discorso del governatore Zaia, uno su tutti la ricostruzione della montagna bellunese devastata dal maltempo di fine ottobre inizio novembre. Proprio sulla montagna bellunese, come aveva annunciato quando venne a visitare le zone colpite, tornerà il vice premier Luigi Di Maio per 2 giorni di vacanza. Tra il 3 e il 4 gennaio visiterà Caprile, Alleghe e Rocca Pietore, accompagnato dal deputato bellunese Federico D'Inca. In quell'occasione Di Maio incontrerà i sindaci, gli operatori turistici, gli imprenditori, gli impiantisti e i rappresentanti delle aziende bellunesi per fare con loro il punto della situazione. Di particolare importanza sarà l'incontro con i sindaci delle zone interessate dal disastro e con tutte le persone che si sono impegnate durante l'emergenza per riportare alla normalità la montagna veneta duramente colpita dal maltempo. Grande ascolti anche ed ora una parte, scusate, del discorso del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Soddisfazione tra le associazioni che si occupano delle persone affette da autismo, soprattutto nel Veronese, proprio per il passaggio del Presidente che ha ricordato il lavoro e le attività svolte a favore di queste persone. Auguri a tutti gli italiani, in patria o all'estero. Auguro buon anno ai 5 milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport nel nostro paese. Rivolgo un augurio caloroso a Papa Francesco e lo ringrazio ancora una volta per il suo magistero, volto costantemente a promuovere la pace, la coesione sociale, il dialogo, l'impegno per il bene comune. Vorrei concludere da dove ho iniziato, dal nostro riconoscerci comunità. Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale e molti luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quel che dà senso alla vita. Ne cito uno fra i tanti, ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti del Centro di Cura per l'Autismo di Verona, che ho di recente visitato. Mi hanno regalato quadri e disegni da loro realizzati. Sono tutti molto belli, esprimono creatività e capacità di comunicare e di partecipare. Ne ho voluto questa sera collocare uno accanto a me. Li ringrazio nuovamente e rivolgo a tutti loro l'augurio più affettuoso. A tutti voi, auguri di buon anno. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Di nuovo in diretta per parlare di inquinamento. Venezia è la città che nel corso del 2018 ha fatto registrare più giorni con sforamenti dei limiti di polveri PM10, con 63 superamenti rispetto ai 35 previsti dalla legge. Seguono Padova con 60 giorni, Treviso con 53, Rovigo con 49, Vicenza con 46, Verona con 44 e Belluno con 4 giorni. I dati sono stati diffusi oggi da Legambiente Padova, che per la città Euganea segnala anche 70 giorni di sforamento dei limiti per quanto riguarda l'ozono contro i 25 tollerati. Ma a migliorare la qualità dell'aria, speriamo, dovrebbe aiutare il cambiamento dal punto di vista climatico. Infatti sono in arrivo giornate di freddo intenso. L'Italia sta per sperimentare una vera fase invernale, sebbene solo alcune regioni vedranno delle precipitazioni. Da Nord Europa è in arrivo un'irruzione di aria gelida di diretta estrazione artica che, dopo aver dilagato sul centro-est Europa, punterà anche sul nostro paese. Avremo almeno 2 giornate di ghiaccio con massime sotto zero o prossime allo zero e valori fino a meno 12 gradi a 1500 metri e meno 8, meno 10 gradi a 1000 metri. Gelate diffuse anche sulle pianure, dove le massime potranno non superare i 6-8 gradi anche nelle aree soleggiate. E torniamo ad occuparci della tassa di sbarco a Venezia, la nuova norma che preoccupa gli albergatori di Jesolo, che attaccano duramente il sindaco di Venezia Brugnaro. Da sempre fieri avversari del turismo mordi e fuggi, gli albergatori veneziani applaudono all'introduzione della tassa di sbarco. Ma non mancano preoccupazioni per la nuova norma che consente al Comune di Venezia di derogare agli importi massimi consentiti a livello nazionale per la tassa di soggiorno, portando il tetto a 10 euro a notte per persona. Ci preoccupa molto evidentemente, perché veniamo da un anno estremamente negativo, gli alberghi portano una diminuzione di fatturato del 15% circa e quindi un'ulteriore tassazione con aumento della tassazione con la tassa di soggiorno sarebbe effettivamente negativo. Abbiamo già chiesto di parlare col sindaco, ma sono certo che è solo un aumento di possibilità, ma in realtà non c'è l'intenzione del Comune di portare a 10 euro la tassa di soggiorno. Di segno totalmente negativo invece la reazione degli albergatori iesolani. Alberto Maschio, presidente di AIA, agita lo spettro del conflitto di interesse tra il Brugnaro sindaco di Venezia e il Brugnaro sindaco metropolitano. Dovrebbe tutelare tutti i comuni, tuona, invece siamo passati dalla possibilità di realizzare una linea nautica diretta tra le due località a una nuova tassa, di cui certo non avevamo bisogno. Il turismo è il principale settore economico della nostra regione, ma continua a essere considerato nulla più di un mercato da spremere. Comprendiamo le loro ragioni, risponde ai colleghi iesolani il direttore di AVA Claudio Scarpa, ma non va dimenticato che Jesolo riceve immensi benefici dalla presenza di Venezia a pochi chilometri dalle sue coste. Siamo disposti ovviamente a un confronto con gli albergatori di Jesolo, che sono degli amici e dei fratelli quasi direi, e proprio per andare a discutere sulla modalità di applicazione, in maniera tale magari da fare una proposta congiunta delle due associazioni al sindaco. La cosa avrebbe certamente più forza, però che in qualche maniera Jesolo debba contribuire alla città, questo se ha la possibilità di vivere della città e c'è bisogno di soldi per questo, è evidente che è giusto e sono sicuro che loro stessi lo capiscono. L'onda lunga delle polemiche di fine anno sul presepe ha spinto il parroco di Mira, Dondino Pistolato, a intervenire sul significato di un simbolo che per lui non dovrebbe essere oggetto di battaglie politiche. Il presepe non offende in alcun modo i rappresentanti di altre culture o religioni, ma neppure può diventare un simbolo di chiusura identitaria. Con questa motivazione il parroco di Mira, Dondino Pistolato, ha deciso di tornare dopo alcuni anni ad allestire all'aperto la natività della chiesa di Gambarare. A me piace invece l'idea che diventi un segno pubblico rivolto a tutti, perché il presepio tradizionale poi porta in sé proprio il segno dell'accoglienza, della diversità, dei soggetti che vivono nella fragilità e nella debolezza. Anche con questo spirito in qualche modo noi lo proponiamo a chi passa lungo la strada e che diventi un'occasione anche di fraternità tra tutte le persone. Troppo spesso, sostiene Dondino, il presepe è diventato motivo di scontro tra opposti schieramenti ideologici, nessuno dei quali sembra aver colto l'autentico significato di questo simbolo.
Abbiamo delle persone di altra religione, di altra cultura, che ci chiedono, no, questi segni perché loro li godono e li sanno apprezzare. D'altra parte credo ci sia una grande ignoranza, perché per esempio nel mondo dell'Islam la figura di Maria è una figura esaltata, è una figura estremamente venerata da parte del mondo islamico, e Gesù Cristo è considerato un grande profeta. Ha torto dunque per il parroco di Mira chi pensa che rimuovere il presepe serva a migliorare il dialogo con culture diverse. Esattamente l'opposto. Io ho avuto la fortuna di girare tanti paesi del mondo, dico, no? Mondi buddisti, mondi musulmani e via dicendo, e loro presentano sempre le loro tradizioni, le loro forme di cultura che considerano importanti, e credo che hanno lo stesso identico rispetto nei confronti nostri. Credo che ci aiuta a creare dialogo, non invece separatezza. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospite in studio Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI-CGIL Treviso. Insieme a lui parleremo della manovra, ma anche di quelle che sono le prospettive per l'anno appena iniziato sul fronte del lavoro. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, specie su quelle sud-occidentali, ma in rapido dissolvimento durante l'arco della giornata. Sarà più soleggiato invece sui restanti settori, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato, sereno o poco nuvoloso, specie al mattino. Qualche addensamento in più sarà possibile sulle aree costiere a partire dal pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare, specie al mattino, le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature gelide con minime intorno ai -8 gradi, massime comprese invece tra -1 e 0 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.